29 e 30 settembre verranno inaugurate a Udine 2 mostre dedicate alle donne fotografe, organizzate dal Comune di Udine, Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte assieme al CRAF, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia. La Galleria Tina Modotti ospiterà le immagini di Nevshat Avakolian, vincitrice dell'International Award of Photography 2017, mentre la Chiesa di San Francesco la collettiva Donne e Fotografia. Una collettiva importante composta da 150 fotografie per 150 donne che hanno fatto la storia della fotografia, ciascuna con il proprio talento, con il suo occhio e la sua tecnica. 150 donne che hanno fatto della fotografia la propria arte, il mezzo attraverso il quale comunicare la loro visione del mondo. Le donne che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia della fotografia, sin dall'invenzione di questo medium, sono state tante e bravissime. Come ricordato dalla giornalista Giuliana Chimè, sono protagoniste delle più rilucenti sfaccettature di un diamante purissimo, la fotografia nelle arti visuali, che sta regalando galattiche avventure nell'universo dell'immagine. Il percorso, assai complesso, tocca differenti epoche e culture d'Europa, delle Americhe, Africa, Asia, Australia. Le frontiere non esistono, nemmeno i confini per la creatività. Questo è il miracolo della fotografia. Un affascinante giro del mondo, a bordo di una raffinata macchina del tempo, che dal primo Novecento sino alle più contemporanee sperimentazioni plana su tantissimi paesi e si sofferma a mettere in luce talenti e indimenticabili immagini. Questa mostra valorizza il lavoro e il ruolo delle donne, fa riflettere, indaga, rivede e tenta di riscrivere con equilibrio la storia della fotografia al femminile, mettendo in cima le eccellenze che l'hanno caratterizzata. L'esposizione è un'antologia della fotografia al femminile che nasce con diversi propositi: comprendere il ruolo della donna davanti e dietro l'obiettivo, evocare le preoccupazioni, gli impulsi attuali che spingono le donne a fotografare, svelare la personalità di quante hanno fatto della fotografia il proprio mezzo espressivo ed artistico. Tra le artiste presenti ritroviamo Berenice Abbott, Tina Modotti, Wanda Wulfs, Dorothea Lange, Inge Morath, Diane Arbus, Letizia Battaglia, Sarah Moon, Elni Leibovitz, Bettina Rems, Sara Saudek. Le 150 fotografie realizzate dai primi anni del Novecento provengono da diversi prestatori, gallerie pubbliche e private, tra le quali ricordiamo il Museo Kendami di Brescia, la Fondazione Fratelli Alinari di Firenze, la Fondazione per la Fotografia di Modena, la Fondazione Archivio Afro di Roma, il Museo Nazionale di Fotografia della Repubblica Ceca e il CRAF di Spilimbergo. La mostra è curata da Kendami del Museo Kendami di Brescia, Silvia Bianco e Walter Liva del CRAF.